la gente tra l'altro è d'accordissimo questa cosa che Ma sì, ma perché c'è pieno di maleducati, i milanesi sono gente maleducata, vanno nei ristoranti, pretendono che gli portino un piatto caldo anche alle 13:30 quando si sa che la cucina ti viene ma non è vero, abbiamo mangiato le sue, non è vero. Hai mai visto i milanesi vanno al ristorante e pretendono che il cameriere ci porta da mangiare lì sul tavolo? Hai mai visto un milanese che finito da mangiare si alza e ti aiuta un po' a sparecchiare? Ma no, ma non deve farlo. Non hai mai visto un milanese che magari va nella stessa trattoria per giorni e giorni? Cane se una volta si presenta con la scatola di cioccolatini. Ma non può fare maleducati succidi che non sono. Secondo punto importantissimo, i cantieri intelligenti. Quelli parliamo della Liguria. Perché quest'estate in Liguria è stata un po' un'estate particolare, con tutti questi cantieri, diciamo mettevi 5 ore per fare 5 chilometri e questa è una buona notizia. Perché era un grosso disincentivo alla gente per venire da noi. Però purtroppo ahimè c'è rimasto invischiato anche qualche ligure che purtroppo doveva prendere l'autostrada per delle urgenze, doveva andare a Perfunghi, doveva andare a pescare. Sono le urgenze. Allora noi ci abbiamo pensato, perché noi c'è gente che ci pensa, abbiamo tirato fuori i cantieri intelligenti, mettiamo dei sensori in tutte le macchine perché la tecnologia ci viene incontro. Passa la macchina di un milanese, cantiere. Passa la macchina di un ligure, corsia preferenza. Si apre il traffico. Sì, è per questo che noi abbiamo pensato anche a questo slogan, che è uno slogan che c'è del filosofico, che si basa su 2 parole: Milano Suca. Ma no, non accetto. Non applaudite perché non applaudite che non serve votare. Per non essere banali, metti Milano Suca alle regionali. Ma figurati se è lo slogan che lei ha anche dei santini da portare. Ho portato i santini perché io non li butto. Ne abbiamo fatto 450 perché avevamo ancora 300 delle elezioni europee. Prima dobbiamo fare andare come il pane secco, no? Prima si finisce quelli di prima, giusto? Poi li diamo. Si vuole consegnare lei? No, dopo. Da lì a Pagnoncelli così poi magari i personaggi mi daranno ragione. Pagnoncelli! Ecco. Ma non sia complice con la mascherina mi sembrava pellicola invece. Chi? Cosa fa? Mi sembrava Vespa. Come Vespa? Vedi con la mascherina sono tutti uguali. Non è vero, dai, va bene. Manca un punto. L'ultimo punto, quota 100. Oh, finalmente le pensioni. Noi siamo, ma che pensioni? Per 100 milanesi per comune al massimo. Non ne possiamo avere di più, perché comunque noi non siamo per l'accoglienza zero, tolleranza zero. Noi siamo convinti che questo fenomeno sono controlli, lo tieni controllato, quote circoscritto, questi focolai milanesi. Ma non focolai, c'è mica gente, portiamo i soldi, compriamo i gelati e tutte le cagate che avete qua. Ma come cagate? E poi dice che non sono presuntuosi milanesi. Mi viene la pelle d'oca. Sa quante caramelle da frigo ho preso ieri? 5. Devi comprare anche il frigo, se no non hai fatto niente. Hai ragione. Rimane un'ultima cosa, poi l'ultima cosa, questa cosa però, perché noi ci siamo resi conto durante il lockdown che un po' di milanesi noi ci abbiamo bisogno. Noi un pochino vi dobbiamo volere, noi vi vogliamo che siate liberi di poter venire qui da noi per dirvi in faccia di no venire qui da noi. Perché il milanese a noi ci serve, perché senza milanese con chi cazzo ce la prendiamo noi? Con chi ci sfoghiamo tutto il nostro nervoso? Di là, io sono tipo ma vabbè, ma non farlo, perché i milanesi hanno sempre risolto tantissime beghe familiari tra di noi, perché i milanesi è anche gente che mangia il peso senza l'aglio, quindi con una moralità bassissima. Ma non è questione di digestione, questa è un'offerta pesantissima. Moralità bassa. Però bisogna dire la verità che avete risolto i problemi coniugali, perché magari tu tornavi a casa, vedevi tua moglie che ti tradiva e dicevi: oh, ma mi stai facendo le corna! Lei dice: sì, però i milanesi mangiano un peso di salario. Ah, ma lì è vero! Ti rottavano il nervoso. Ho capito però. Quindi noi siamo per l'accoglienza, infatti mio cugino Mario, che ha un bel and breakfast a Borgo Ratti, che è uno dei loro suggestivi di Genova. Ti faccio dalle risate. Quelli che non non lo sanno, è vicina all'ospedale San Martino e al cimitero di Stagliere. È un transito. Per un ligure c'ha tutti i servizi essenziali. Quello che serve. Si è iscritto a questo bed and breakfast, si è iscritto un milanese, aveva sbagliato. No, perché magari vuole sperimentare. Comunque il primo giorno si vede, il milanese dice buongiorno. E già questo. Mio cugino ha detto: è una provocazione. No. Questo milanese, il
ci dice No, faccia la solita. stamattina sveglia 5:30 attack, Ancora sta storia. corsetta attack, Questa roba docetta vecchia. rigeneratrice attack, video call con Zoom in ufficio, Tac. ho dato di tempo di andare all'attacco, non c'è preso la spraga, era sul collo, l'hanno portata all'ospedale, pronto soccorso, tac, Lì sì. Positiva o negativa? Non lo sappiamo. non lo sappiamo, però lui, che mio cugino Mario, oltre ad aver studiato l'inglese alle medie, è anche una persona sensibile, ci ha fatto avere subito un bigliettino in ufficio, in ospedale, ci ha scritto: guarda, abbi pazienza, che tu sia un operaio, che tu sia un duca, ti giunga No. il mio più sentito. Milano. Guarda, mi ricordo mio cugino Mario, Allora, Marco, se volete dire una cosa, No, Marco. Non vado io così. anche gli ghiaccio. Sì, va bene. Vabbè, questo è un bel gesto distensivo, ci ha regalato. mi ha regalato 12 euro. No, sono 12 euro che vanno in beneficenza. Chi? Verranno comprati dei mattoni per costruire il muro sopra. Però Canti Marco, una cortesia, io vivo a Milano e sono andato a Milano, ho accettato le sue critiche severe, ma